Si è conclusa ieri la 49esima edizione del Vinitaly a Verona, la più importante vetrina dei produttori di vino in Italia, che ha registrato quest'anno più di 4.000 aziende accreditate provenienti da circa 140 nazioni del mondo, con oltre 150.000 visitatori. Il settore vitivinicolo è un patrimonio fondamentale per l'Italia, con oltre 14 miliardi di fatturato e migliaia di aziende che vi operano con passione, innovazione e professionalità, è quanto ci ha dichiarato il Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina nel corso della cerimonia di inaugurazione del Vinitaly. Il Vinitaly è senz'altro un grande biglietto da visita per l'Italia e per Expo. È un po' veramente la porta d'ingresso per conoscere una parte formidabile dell'esperienza agroalimentare italiana, in particolare delle storie del vino italiano, che sono straordinarie. E quindi sì, qui praticamente è come se aprissimo Expo nei fatti. Tra i più visitati il padiglione della Sicilia, con le sue 160 aziende, era presente al Vinitaly con uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati, curato dall'IRVO, Istituto Regionale Vino e Olio, diretto dal commissario dottor Nino Di Giacomo della Regione Sicilia, assessorato alle politiche agricole, rappresentato dall'assessore regionale avvocato Nino Caleca. Credo che sia stata una presenza estremamente positiva perché ha visto la partecipazione gioiosa, se si può dire, di ben 160 imprenditori del vino. Sono imprenditori importanti nella storia economica della Sicilia e che continueranno e avranno sempre di più un ruolo importante. La ripresa della Sicilia ricomincia dal vino, è un nuovo rinascimento, un nuovo umanesimo, una nuova ripresa economica. I dati che abbiamo fornito stamattina sono assolutamente incoraggianti. La DOC Sicilia si sta rivelando una scelta importantissima perché risponde a un'esigenza importantissima e testimonia la crescita di questo settore siciliano. Io come pubblica amministrazione, come assessorato, ho assunto l'impegno di continuare ad appoggiare questo mondo, impegnando somme importanti ed accompagnandoli in questo processo di internazionalizzazione che vede però loro esclusivamente protagonisti. Anche il territorio agrigentino era presente al Vinitaly a Verona, grazie allo stand realizzato dal Libero Consorzio della provincia di Agrigento, che dopo la BIT di Milano, l'ITB di Berlino, ha scelto di essere presente anche al Vinitaly, in linea con il rafforzamento del marchio d'aria nel territorio, dando così a tante aziende agrigentine la possibilità di essere presenti gratuitamente in un unico spazio espositivo e presentare le proprie eccellenze ai tanti buyer presenti. È una presenza ben motivata all'interno del progetto dei marchi d'aria. Abbiamo inserito nel piano delle fiere del progetto 2 fiere fiere enogastronomiche, quindi il Vinitaly e Tutto Food. La ragione è motivata dal fatto che una delle ragioni profonde del marchio sta nel turismo di relazione. Nel turismo di relazione l'enogastronomia è un elemento fondante e quindi le nostre produzioni vitivinicole, la nostra strada del vino, tutto quello che sta rappresentando nell'ambito dello sviluppo turistico del turismo in relazione, la motivazione che ci porta qui oggi al Vinitaly. Abbiamo diverse aziende presenti, ma nello stesso tempo diffondiamo e motiviamo il marchio d'aria, lo facciamo conoscere, lo presentiamo agli operatori, raccogliamo le schede degli operatori interessati e li gravitiamo sul nostro territorio.